Dove sono nata e come ho vissuto è irrilevante. È quello che ho fatto, è il perché che dovrebbe interessare. Fu nell'autunno 1915, anno felice, che dipinsi Blue Lines. Avevo 28 anni, ero a New York per studiare, libera e anonima, come la solitudine di queste linee. Ne dipinsi 5 o 6 versioni. Tornai a New York diverse volte, ma solo nel 26 cominciai a riprodurre i grattacieli, affascinante paesaggio urbano. Lì venni operata per 2 volte ai seni. Durante un volo vidi che il cielo sotto di noi era bianco, compatto, da poterci camminar sopra. In uno successivo volavamo su nuvole ovali. Ne feci una tela gigantesca. Ci volle un camion di 10 metri per trasportarla. Ricordo l'emozione del primo volo. È il mio primo quadro dalla 46esima strada. Una veduta dal 30° piano. Mai avevo vissuto a quell'altezza. A colpirmi fu però il lampione che si trovava davanti all'hotel Chatham. L'anno seguente, nel 29, esposi Black Iris nell'East River. Fu venduto nel pomeriggio di apertura. Ne feci altre versioni, sempre diverse, e poi il grattacielo che per primo mi tolse il fiato, lo Shelton. Una sera, prima del buio, era nel 17, vidi una stella che mi emozionò, non so perché. Con mia sorella camminavamo senza meta nell'immenso spazio di quel tramonto in Texas. Ne nacquero 10 acquerelli. Di Black Spot non ricordo né lo spunto né il significato, forme che avevo in mente, che sentivo di dover mettere sulla tela. Alla sponda del East River dovevo riconoscenza, e in quella città che non dorme mai, dai ponti che sono sculture. Amo i fiori. Ho dipinto calle in quantità. Devo dire che per quanto bello fosse lo stramonio dal calice bianco e forti venature che lo tengono aperto e crescono oltre la corolla per cui il fiore si affloscia, quando seppi dagli indiani che erano velenosi, li estirpai tutti. Al mare raccoglievo conchiglie e nel deserto ossa d'animali. Alcune sono diventate icone. Questa e molte altre foto è del mio compagno Stiglitz. Mi mancò nel 42. Seppellì le sue ceneri ai piedi di un albero, un vecchio pino, che vedevamo da sotto in su. Camminando, piccole cose mi sorprendono. Le pietre che per anni sono rimaste a giacere esposte al sole, al vento, alla sabbia del deserto, con trepidazione le raccolgo. In esse vedo la vastità e la meraviglia della terra, del cielo, e un giorno del 1986 le mie ceneri si confusero con questo paesaggio.